Siamo con Roberto Zapparata, allenatore del 3M Palermo. Verrebbe da dire, a maggior ragione, dopo una prova come quella di oggi, non chiamateci più sorprese. No, ma guarda, i pronostici inizio stagione lasciano sempre il tempo che trovano. Io ho sempre detto che l'unica cosa che conta è quello che è sotto i nostri piedi, cioè il campo. Sapevo di avere un gruppo buono che man mano passavano le giornate è stato anche puntellato. Certamente i risultati ottenuti fino ad oggi sono strabilianti, su questo non possiamo negarli, però ho sempre pensato che eravamo molto meglio di come qualcuno ci dipingeva. E poi stiamo cercando anche di trovare quella continuità di risultati che in C1 è fondamentale, però dopo 10 giornate essere un punto alla vetta è una di quelle cose che ti inorgoglisce, però non deve venir meno la voglia di continuare a stupirci e a stupire. Tra l'altro, da questa partita contro l'Atletic emergono due aspetti fondamentali. Intanto la concretezza nell'aver sfruttato tante occasioni che l'Athletic gioco forza ha concesso, ma soprattutto anche la tenuta mentale, perché essere rimontati addirittura da un 6-3 a un 6 pari e con l'Athletic tutto rivolto in avanti è sintomo che, al di là della bravura dei calciatori, c'è anche un'ottima tenuta mentale. Ma guarda, questi recuperi ci ricordano molto quello col CUS, quel 5-0, 5 pari, ce lo ricordiamo ancora ed è stata una lezione sicuramente abbiamo imparato. Non ci disuniamo, però nella continuità, nella ricerca di continuità di rendimento c'è la possibilità di non farci rimontare, quindi dobbiamo essere bravi in alcuni frangenti a nascondere la palla, a tenerla meglio, a non concedere ripartenze, tutte cose che l'esperienza, queste cose le dona, ma molti dei nostri ragazzi, quelli che hanno minutaggi alti, questa esperienza devono ancora in qualche modo maturarla. Questo è il nostro limite ed è quello su cui stiamo lavorando.